Ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Matteo Messina Denaro è stato arrestato senza pentiti o soffiate anonime, precisa il pubblico ministero di Palermo De Lucia. Le ulteriori indagini confermano che oggi Messina Denaro era in clinica per la chemio. Quando ha visto i carabinieri ha cercato di allontanarsi senza fortuna perché è stato prontamente bloccato. Nella clinica palermitana dove è stato arrestato il boss Matteo Messina Denaro si sottoponeva a controlli usando un falso nome. Si era presentato infatti come Andrea Bonafede. Al momento dell'arresto del super latitante, la folla ha fatto un forte applauso alle forze dell'ordine. Dopo l'arresto di oggi di Matteo Messina Denaro in Italia rimangono ancora 4 super latitanti. Tra questi spicca il nome di Giovanni Motisi, è un mafioso italiano, membro di Cosa Nostra, capoclan dei Motisi. Reggente del mandamento Pagliarelli, secondo il pentito Angelo Casano, subentrò al boss Nino Rotolo, costretto ai domiciliari. Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Palermo sull'autostrada A29 tra Capaci e Lustica per l'ospedale Cervello in direzione della città. A causa dell'impatto è morto un uomo di 50 anni, Giuseppe Rizzo, coinvolto in uno scontro tra un camion e un'auto. Il cinquantenne è rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto e per estrarlo è stato necessario l'intervento da parte dei vigili del fuoco. L'uomo in gravissime condizioni è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale civico di Palermo, dove successivamente è deceduto. Ci sono squadre dei vigili del fuoco da tutta la Sicilia per potenziare gli sforzi e poter spegnere il rogo sulla nave della GNV, la Superba che brucia da sabato sera in banchina al porto di Palermo. Sono arrivate squadre dei pompieri da Catania, Messina e Trapani per dare supporto e cercare di arrivare alla prua per effettuare il totale spegnimento del rogo. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20.